Uè, oggi buonasera, buonasera a tutti qua. Sto facendo questo video perché devo dare una bella notizia. Capite che mi è venuto a trovare mio nipote milanese, quello è napoletano, però è cresciuto a nord. Guardate qua, ecco qua mio nipote milanese. Saluta zia. Ciao zia Carolina. Vedete come parla bene? O contrario mi proprio esageratamente. Lui praticamente è un ragazzo molto sveglio, nel senso studia là a Milano, che studia, scusa, per spiegare un po' che studia, me ti conoscono un po' zia, vai, tu... Studio cinematografia, comunicazione e televisione. Si capisce su televisione, sì, diciamo questo lo studia, magari voi capite, sono un poco ignorante a materia B. Poi là dietro la vedete la rossa scagnata che sta sempre senza fare una cosa, ci va a fare la cucina, là manca la cucina e ci va a fare. E poi mancazzo, che passo fatti poi mancare, capite? Allora, spiegami una cosa, zia, tu mi hai comprato questa telecamera nuova, no? Perché a te sei per lavorare oggi. Sì, zia. Sì, e che cos'è? Praticamente, cioè, cosa fai con Allora, questa? questa qua è una full frame, è una reflex come telecamera, abbiamo una risoluzione 1080p che possiamo fare video ad alta qualità e abbiamo un tipo di post produzione in foto in RAW che possiamo un'impostazione e abbiamo un formato aperto. Spazio mi stai dicendo, non ti capisci, cazzo spazio, spero, piace, io non ti capisci quando tu parla come ti ha fatto mamma. La mamma ha fatto milanese, non so parlare così, tutto tecnica, frame, post produzione, che spazio mi stai dicendo, non ti capisci. Piace. Why do you salutato? Why you cammini migliaccio, sapete a camminare mia che non siamo una cosa brutta di lenta, là sta ascoltando il telefonino che angoppa, ma mettere poco perché smetta a fare angoppa, aspetta, ci mi un po'. Guarda, sta angoppa a Badua, conoscete Badua? Mannaggia mi sei, ma continua con Facebook, chi la si può trasare così angoppa a Facebook, cose trasute. Guardate, chi lo voglio, chi lo mette, aspetta a ficcare una rossa, vedete un po', si è cosa, sto fatto. Guarda che te no profilo, guarda che... Si mette a chattare che guaglione si mette a chattare giù. Io usavo tanti anni fa Badoo perché io andavo sempre in cerca di mariti, di fidanzati nuovi. E l'ho trovato qualcuno con i soldi, l'ho spellecchiato pronto e poi dopo l'ho sucutato. E infatti vi spiego, praticamente qua quando andate sul mondo, sulla palla che vedete qua in mondo, vedete tutte le persone che stanno nelle vicinanze. Voi magari volete fare qualche strassino oppure volete conoscere una ragazza o un ragazzo, andate nelle vicinanze, cliccate in coppa alla capa che vi interessa e pigliate e contattate. Cosa che cazzo, è il fatto che siate in coppa a filtri, se in coppa qua, praticamente potete mettere diciamo, che ragazzi cercate, in quale zone, maschio e femmine, entrambi. Si stanno online, si fatto che chi si mette a fare sti fatti in coppa a Badua. Cammina e mi piace, capite? Poi guardate che guardate, ci capite? Io chi uomini oggi, vero come sono, questi uomini di oggi, come sono questi uomini, vero Christian? Sì, zia. Poi dipende sempre che tipo di applicazione usano, dai vari software, i vari server, dipende anche se sono truffe oppure no, dipende se è un server proxy che è un server... Poi capite, ma no, che si mi fa una capa tanto ogni quelle cacchio che sto, mamma mia, e parla più napolitano, nel senso già così, più spillucciato. Che significa spillucciato, Cristiano? Allora, spillucchiato sarebbe un termine napoletano che poi in italiano sarebbe... non lo so. Meno male. Mi fa piacere a me che sto non so, perché io rompo un cacchio, ogni volta si faccia una domanda e c'è sempre un tecnico. Comunque è mio nipote se non avete capito. Qualcosa mi ha pigliato perché comunque tante conoscenze ce l'ho, però non le dimostro. Questa era... volevo far vedere, guardate che sono fatte. Sono disegnate da famiglia. C'è mio figlio Ciruzzi, farà morire dopo un matrimonio. C'è Raffaello Paz che ha fatto Super Mario, poi ci sono io nella mia bellezza naturale e poi c'è Sabrina la strega, quello là che faceva la strega, vero Aru? E chi è? Sì tu Aru questo. Sono io. Però no, sai mo chi ti ha fatto biondo sbagliato chi? No, Agno mi ha fatte... No, allora... ma sto a sentire, ha sbagliato a te fa biondo perché hai tanti che c'è sta ora che fa scorro sangue, a zecco sangue in faccia e ci fanno tutti i capelli rossi. Hai capito? No, perché cosa hai già spiegato? Ma tu chiama a fare la cucina? No, senti, non faccio nessuna cucina, capito? No. Tu mo stai insieme a fare la cucina. Mamma vuoi hai? No.
Un tempo che sto parlando con qualcuno, che un tempo che sta cagato da trombaca, non ti Allora, preoccupare. ma guarda qua ci Non ti preoccupare. Cioè, allora, mo secondo te, mo Cristiano posso che tu pari? Cristiano, secondo te una nuora, come deve essere con la papagnura? Cioè, deve tenere rispetto? Tecnicamente dovrebbe avere rispetto di se stessa, avere rispetto agli altri, comunque è una cosa umana. Comunque deve voler bene a tutti, fare regali a Natale, fare regali a me. Sì, ma come regala a Natale? Io a te? Sì. A Natale ti regalo un biglietto che sono tornato da Milano, sono rompo un WhatsApp a me. Bene, un ragazzo male che sto dai pazzi. E se ne arriva perché lui è contento che ho vaccinato da Milano, che poi pure a Rossorico, ho detto quanto è brutto, mannaggia se... Te non treno in bocca quando ride. E chi ne si pensa che si faceva per regalare a Natale? Non ci capisco. Ci regali i biglietti per andare di nuovo a Milano perché cazzo. A me come regalata? A te allora fa pensare, a te ti posso regalare. Ah no, a Natale puoi fare quello che non puoi No, fare. allora a te a Natale ti regalo un set di trucchi. Perché mo da buffe pacche ti deforma, così se vuoi tanti chili di trucco da conciare che ti regalo un bella cosa. E tu Wycon, i Wycon che ammazza a mano. I Wycon ammazza a mano, ci faccio a questo. Comunque vi fa vedere una cosa ragazzi, ho fatto fare il ritratto a mio marito Raffaello. Mio marito. Guardate com'è bello. Perché non si può mai sapere, da un momento all'altro posso stare un po' più nervoso del solito, più giuro un po' la capa e muore. Perché può capitare, vedi? Cristiana zia, da quanto tempo fumi? Cristiano? Non fumo, zio. No, Cristiano, ti ho visto con la sigaretta in mano e stavi sossando. No, si vede, non è niente. Che fai? Ti hai rotto la sigaretta, zia? Non è niente. Tu mi hai fatto un cazzo che mi hai rotto la sigaretta? Cristiano, ha rotto la sigaretta. Che lato che c'è? Che cazzo ne hai già? Andiamo a fare sigarette, stanno 10 euro sta. Tu mi stai Sta 5 euro, sta la sigaretta. Sei. Mio nipote è così perché lo sai, il fumo che fa? Spiega un po' che il fumo perché fa male, cosa fa il fumo? Allora, il fumo tecnicamente, comunque, specificamente non lo so, però comunque so che fa male, c'è scritto che uccide, e tecnicamente comunque fa male al corpo perché dopo i polmoni vengono tutti neri, molte cose che scientificamente provando lo dicono anche i dottori che fa molto male. Si è bloccata. Ma non lo so. Comunque fa male. Ok, questa è la rossa che fuma, però fortunatamente che fumi? Sigaretta elettrica. Elettrica. Sigaretta elettronica. Non ho fatto una pigliata. Ehi. Fate provate. Cacciate. Ah no, si era messo un po' più, non usciva più. Comunque io volevo farvi salutare sempre da mio nipote. Allora, il nipotino, tu mo sei venuto a trovare. Praticamente che torni a Milano, che lavori hai da fare? Tu lavori sempre? Sì, quanti anni hai? Spiega, diciamo quanti anni hai? 22. 22 anni, è grande, fatto grande, si fatto piccolo però è grande. Ti spiego un po', diciamo, se fatti un po' di pubblicità, se qualcuno ti vuoi chiamare, tu che lavoro fai? Che fai? Faccio il videomaker, lavoro nel campo del cinema e nel campo di YouTube. Brevemente questo è. Più specificamente, Sì. lavorando nel campo di YouTube, lavoro in ambito post-produzione e riprese, poi nella parte audio tra fonico, effetti sonori, tutto sempre riguardante alla post-produzione. Poi nel campo del cinema parliamo di direttore della fotografia, aiuto regia, cameraman, camera acrobatico e parliamo sempre di fonico tra professionista, fonico a campo largo E che ogni tanto soffro di fonica. no, perché essendo troppo intelligente sfrutta troppo il suo cervello, allora si scarica la batteria, capito? Giusto? Giusto. Ecco qua, su questa coraggio. Io vorrei presentarmi solo a mio nipote quest'altro per farvi vedere un po' che io so pure i nipoti intelligenti, vero? Assolutamente. Assolutamente. Addio, Ciluzzo non ha pigliato proprio, però. No, se non è uscito fuori il razzo, non so manca esattamente se è mio Zia, figlio. ma sai parlare italiano? Sì, io so parlare italiano. Fammi qualche domanda, vedi come sono preparato. Zia, raccontami la tua giornata in italiano. Allora, mia giornata giustamente mi sono sedata. Mm? Comunque? Stamattina mi sono sedata. Mi sono tolto.
Stamattina sono sedata praticamente, sono sceso dal letto, perché uno scende dal letto quando si sveglia, no? Sono sceso dal letto e mi sono fatto un po' di caffè. Che vabbè, il caffè io chiamo. Sarebbe caffè. No, ma tu la devi inquadrare. Quella è la cosa che avete Dai, testate. Un po' di silenzio, allora, ja, piacere, fermiamo il tuo muro per ridere. Che mi sfotto che parli italiano. Allora, faccio un po' di caffè. Il caffè poi rispetto a mio marito che viene dal lavoro, no, non viene dal lavoro perché non lavora, non va nemmeno al lavoro. Quindi sta nel letto, si porta la colazione a letto, si porta la merendina, quello là, il trangetto, senti quello là che tu mangi, ti rimane in caldo. E Ciro? Ciro rimane pure da letto che nemmeno va più a scuola, non vuole pure Perché? non vuole più continuare a scuola, perché lui vuole imparare a fare il mestiere di padre. Che sarebbe? Niente. Non ci mette assai. No, quello è un mestiere che fanno molto tutti. Veramente. Come si dice a Napoli questo mestiere? È ricuttaro. Ah. Ricuttaro, sì, ci stanno a tipo. Sarebbe non... Poi lavora a nero, capi come? Cioè non ti mettono a posto. Lavora a nero e non ti mettono nemmeno a posto. E ci sono ancora un Ma sacco di perché posti. scusa, sei razzista, zia? No, Perché se lavora con i neri qual è il problema? no, per me ci stanno problemi. C'è il lavoro che viene ma zia. Non c'è perché. Ma perché a Milano ci stanno i neri? Come? Lavorate con i neri? Sì, dipende dalle società che stanno, alcune aziende che Se sono spassi razziste. c'è cagato qua, piacere, voglio vi saluto, mi siete rientro, non si mi ragava tanto. Merci, vi saluto alla prossima, se volete un attimo con mio nipote Cristian, io faccio sempre di nuovo da Milano, faccio venire qua a Napoli e vi faccio rispiegare altre cose che vi devo spiegare, va bene? Quindi vi saluto alla prossima, mando un grosso bacione a voi, saluta a zia, saluta. Ciao zia. Comunque per stoppare basta che clicchi il pulsante dietro, che è un pulsante che nel suo chip ha un collegamento. Da un zip a fuzzillo, ciao, buonanotte, ciao.